Dell'incidente i sopravvissuti della strage del bus ancora non ne hanno parlato, così il responsabile della psichiatria di Mestre riferendo ai giornalisti dei colloqui avuti fino ad oggi con i ricoverati. Al momento non abbiamo affrontato l'elemento traumatico con nessuno di loro e anche loro devo dire che in questo momento sono concentrati proprio sui loro congiunti, sullo stato di salute perché come sapete molti di loro hanno perso figli, genitori, amici durante l'incidente, per cui loro in questo momento stanno proprio chiedendo questo aspetto qui e noi attendiamo anche prima di toccare questo tasto che è particolarmente delicato. Condizioni pressoché invariate delle 15 persone ferite ricoverate presso gli ospedali del Veneto, delle quali 9 si trovano in terapia intensiva, 5 nei reparti di chirurgia e 1 in pediatria, come comunicato dalla Regione Veneto. A Treviso sono ricoverati 5 pazienti, di cui 3 tedeschi, cioè i 2 fratellini, Oliver 13 anni ed Emilia 4 anni, con il papà di 33 anni, sempre grave. Critiche a Padova le condizioni di una donna e una bambina ucraine e una donna spagnola. Per quanto riguarda Marko Bakovic, il neosposo croato che nello schianto ha perso la moglie, Antonella Perkovic, con il bimbo di 6 mesi che portava in grembo, è sempre ricoverato a Milano, dove però migliorano le sue condizioni di salute. Era in rianimazione a Milano, che è uscito ieri ed è in chirurgia generale. E sta andando molto bene, per cui diciamo tutti i suoi problemi legati al trauma stanno evolvendo positivamente. Degli altri superstiti in cura all'ospedale dell'Angelo, 2 si trovano nei reparti di degenza e sono in fase di miglioramento, ma è presto parlare di dimissioni. Non abbiamo previsioni, sapete che comunque quando un paziente è ricoverato possono succedere tante cose, per cui a meno che non ci sia una dimissione imminente è difficile pronunciarsi, quindi ci vorranno alcuni giorni.